È la 29esima e penultima tornata del campionato di eccellenza Girone A. Scendono in campo il Canicattì e il Geraci. Attenzione ancora al Canicattì. Si stringono le maglie blugrana, ma è ancora Canicattì in attacco. La conclusione attraversa clamorosa e il gol annullato. Rimessa per il Canicattì, Rosella in mezzo, un po' di testa. Attenzione, De Luca, il pistolero ritorna al gol. Agostino De Luca la sblocca, 1-0 per il Canicattì contro il Geraci. E ancora Canicattì con la corsia di sinistra, si può andare al tiro. Dolenti, l'incursione di Caronia per De Luca, si gira Agostino, la doppietta di Agostino, il pistolero, un Eurogol. Che ripartono ancora con un lungo lancio. De Luca, il tiro. Caronia l'imbucata per Agostino De Luca, la palla al giro. Geraci in avanti che va al tiro. L'ottima apertura. L'imbucata, attenzione al Canicattì che va al tiro. È il terzo gol del Canicattì dopo un primo miracolo della difesa del Geraci di Gaetano Dolenti. Ha segnato Vito Lupo. Geraci sulla corsia di sinistra, il cross, lo Iacono. Ha tirato De Santis, nuovo entrato. Ancora una percussione del Canicattì. Il tiro Dolenti. La pronta replica del Geraci. Marsala, il tiro, lo Iacono. Un tiro dalla distanza, sorveglia lo Iacono. Lo Bianco. Il passaggio per Velardi, il tiro. 43esimo della ripresa. Palla attiva, si può giocare. Quarto gol del Canicattì. Gol di Vittorio Caronia, 4-0. Lupo, ancora un lancio. Esce Corradino, porta sguarnita. Il tiro al gol. Quinto gol del Canicattì, che gol! Ancora un tiro, il sesto gol, ci stava sorprendendo. Ha segnato Iezzi. Eccolo il triplice fischio finale. Il Canicattì batte il Geraci per 6-0.